Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione della notte del nostro audiogiornale, apertura subito per quanto riguarda il punto sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Oggi in regione sono stati rilevati 575 nuovi contagi, l'8,24% dei 6.980 tamponi eseguiti e 21 decessi da Covid-19, lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 30.650, di cui 7.264 a Trieste, 13.518 a Udine, 5.768 a Pordenone e 3.733 a Gorizia, alle quali si aggiungono 367 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.876, diminuiscono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e aumentano a 633 ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 838 con la seguente suddivisione territoriale: 306 a Trieste, 313 a Udine, 180 a Pordenone, 39 a Gorizia. I totalmente guariti sono 14.936, clinicamente guariti 361, le persone in isolamento 13.827. Andiamo a Gorizia con una notizia di cronaca. Nella mattinata di sabato scorso, durante uno specifico servizio di prevenzione e repressione di reati nelle aree di servizio autostradali, la Polizia di Stato di Gorizia ha rintracciato a Duino Nord 3 cuccioli. Il personale della squadra di polizia giudiziaria della sezione della Polstrada di Gorizia, nel parcheggio dell'area di servizio, ha udito dei guaiti provenire dal bagagliaio di un'autovettura con targa francese. Durante il controllo documentale degli occupanti, 4 moldavi, sono stati intravisti tra le valigie, posizionati in un contenitore, 3 cuccioli di cane di razza Amstaff. Il conducente ed un passeggero, dichiaratisi proprietari dei cuccioli, hanno esibito passaporti moldavi, ma nessuna documentazione sanitaria. Il successivo intervento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina ha confermato la mancanza di idonea certificazione sanitaria per l'ingresso nel territorio nazionale. Ai 2 sedicenti proprietari sono state pertanto contestate sanzioni amministrative per circa 1.000 euro. L'adozione dei doverosi provvedimenti sanitari, che sarebbero costati ulteriori esborsi, ha spinto i 2 degli animali a rinunciare agli stessi. I cuccioli sono stati perciò accolti presso il polo zooantropologico di Sgonico per un periodo di osservazione sanitaria e per il successivo affido. Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e Trento hanno presentato al Governo una proposta di mediazione per evitare un completo tracollo del settore turistico invernale. Prevede in sintesi la possibilità di aprire gli impianti di risalita dello sci in occasione delle prossime festività natalizie per gli ospiti degli alberghi e delle seconde case. Lo indica una nota sottoscritta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Una notizia di calcio, prima di passare al meteo e chiudere la pagina informativa. Carmine Gautieri non è più l'allenatore della Triestina. La società Labardata ha esonerato il tecnico e al suo posto è stato chiamato Beppi Pillon. Andiamo al tempo per domani, martedì 1 dicembre, al mattino sereno con gelate diffuse sui monti e in pianura, nel pomeriggio poco nuvoloso. Sulla costa soffierà bora moderata sostenuta dalla sera. Le temperature, le minime in pianura meno 3,0, le massime dai 6 ai 9 gradi positivi. Sulla costa varieranno le minime dall'1 ai 4 gradi positivi, le massime 6-9, lo zero termico poco sotto i 1000 metri. Con questo è tutto, vi auguriamo la buonanotte e vi diamo appuntamento nella tarda mattinata per l'edizione del mattino di martedì 1 dicembre del nostro infofriulitv.net.